Fabrizio Aresu, organizzatore della gara di oggi qui alla Lanusei. Ha corso anche la gara. Fabrizio, com'è andata? È andata bene, penso che i piloti si siano divertiti, penso che sia una bella pista, abbiamo fatto delle difficoltà. Fabrizio, quanto è lunga la pista? La pista siamo intorno al chilometro. Un chilometro più o meno. La pista presenta molti salti. Sì, il più grande diciamo un basso alto da 23 metri, poi abbiamo fatto una nuova costruzione che sono le wave, penso che I piloti abbiano gradito. abbastanza. La presenza dei piloti è stata massiccia oggi. Sì, sono contento per quello, comunque avevamo 18 e 19 piloti nelle due diverse categorie maggiori, diciamo. Una bella affluenza anche nella gara dei minicross, dei cinquantini. Sì, anche i cinquantini e 65. Con arrivi nuovi 11. dalla federazione FMI. Sì, sono contento di tutto, ogni mattina ci ho fatto un po' paura al vento, però poi... Infatti si temeva che la gara sarebbe stata annullata. Sì, si temeva quello, ma poi il tempo ci ha graziato. Siccome la pista della Lanusei è situata in un monte, osservate che tipo di panorama abbiamo attorno. Stamattina il vento era fortissimo e quindi presentava parecchie difficoltà, specialmente negli atterraggi dei salti. Si vociferava di non fare la gara, d'accordo con i piloti, invece poi durante la giornata la gara si è svolta regolarmente. Il vento è cessato e tutto è andato per il meglio, vero? Sì, penso di sì, a parte Paolo che non so se L'unica caduta di male, rilievo è stata di Paolo Zara. è andato via, dunque non sappiamo cos'ha, mi dispiace perché stava dando spettacolo come in ogni gara. Le ultime notizie dicono una botta alla caviglia. Speriamo sia solo una botta. Non per sembra lui. niente di preoccupante, speriamo per lui. Speriamo di no. Prossimo appuntamento andiamo a Castiadas, Castiadas, pochi domenica. chilometri da qua. Siamo Un circa... terreno che si presenta sabbioso. Non ho visto la pista, dunque non so, però andiamo e vedremo un po'. Andiamo all'indovino. Sì. Speriamo bene. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie a